io mi sento un po' in imbarazzo, ma evidentemente queste persone amano soffrire, io non imbarazzo. Perché su YouTube veramente ce ne sono uno sterminio. Però ci sono delle cose che io mi accorgo, che mi vengono fatte dire, che io non solo non dico ma neppure penso. E allora è necessario che io le dica, è necessario che io le dica ogni volta, perché almeno chi ascolta una conferenza quantomeno mi vede in faccia e mi sente dire le cose, mi vede dire le cose, no? Perché poi se le vede riportate diversamente almeno può fare il confronto. Allora io non parlo di Dio perché di Dio non so nulla, io non parlo dei mondi spirituali perché dei mondi spirituali non so nulla. Quando io dico che la Bibbia, intesa come Antico Testamento, non parla di Dio, non intendo dire che Dio non esiste, intendo dire che quel libro non parla di Dio. E il fatto che quel libro non parli di Dio non vuol dire nulla circa l'esistenza o meno di Dio. L'esistenza o meno di Dio riguarda la fede di ciascuno di voi, quindi ognuno di voi ha il suo credo, se lo deve tenere, non deve farselo mettere in crisi dalle cose che dico io, perché le cose che dico io sono indipendenti dalla fede e dall'esistenza di Dio. Le cose che dico io riguardano un libro, e quel libro potrebbe essere una somma colossale di balle, e se quel libro è una somma colossale di balle, io vi racconto quelle balle, per essere molto chiari, così almeno ci capiamo, perché man mano che vado avanti mi rendo conto che devo essere sempre più chiaro, ma proprio a beneficio di quelli che, insomma, voglio dire, hanno la mente serena, perché poi invece quelli che ce l'hanno un po' contorta cercano sempre di rendere torbide le cose che sono chiare. Allora, il discorso è questo, appunto, io non parlo di perché non ne so nulla, non me ne occupo proprio perché per me è una domanda alla quale io comunque non so l'esistenza di Dio, alla quale io non sarei in grado di dare risposta. So anche che non arriverei a dare risposta nel corso della mia vita, quindi io non ci perdo tempo, nel senso che mi dedico alle domande alle quali forse posso ipotizzare di dare una risposta. Siccome a questa so già che non la darei, lascio stare. Però altri che invece hanno le risposte se le devono tenere salde, care, e le devono vivere con determinazione, ripeto, senza farsi fregare da quello che dico. L'altro aspetto è questo: quando si parla di Antico Testamento noi sappiamo che è un testo, meglio un insieme di testi, che da secoli, no, è sottoposto a tantissime chiavi di lettura. Quindi ci sono le chiavi di lettura teologiche, ci sono quelle esoteriche iniziatiche, allegoriche, metaforiche, gematriche o numerologiche, cabalistiche, benissimo, ci sono tutte, ok? Vanno tutte bene, nel senso che ognuno si scelga la sua, si scelga quella che lo fa vivere meglio. Il diritto che io rivendico e che col passare degli anni invece si sta cercando sempre di più di farmi capire che non lo devo fare, è quella di mettere a fianco delle altre una chiave di lettura letterale. Cioè, mentre tutte le altre chiavi di lettura partono da dei presupposti, che sono che in sostanza quando la Bibbia dice una cosa in realtà poi ne vuol significare un'altra, io faccio finta che quando la Bibbia dice una cosa in realtà voglia significare quella, e vedo che cosa ne viene fuori, tutto lì. Allora io rivendico il diritto di mettere questa chiave di lettura a fianco delle altre. Quindi su un tavolo ci sono tutte, alla fine metto anche questa, la gente passa, le guarda tutte, sceglie quella che gli piace di più, e se la mia fa schifo la butta via, non è un problema. L'importante per me è che ci sia, perché ha, secondo me, ovviamente, lo stesso diritto di esistenza delle altre. Almeno lo stesso diritto di esistenza. Ah, una cosa, fatemi domande quando volete, perché non aspettiamo la fine, che tra l'altro non so quale me lo diranno. Io so sempre quando inizio, non so mai quando finisco. Quindi fatemi domande quando volete, così almeno mi diverto di più anche io. Prego? Prego. Che cosa l'ha portato a dover far sapere a tutti questo che lei ha prodotto? Evidentemente c'è un qualcosa che l'ha colpita. Quindi se lei
sappiamo che il caso non esiste. Stabilito che il caso non esiste, la cosa è avvenuta per caso. No. Nel senso che io ovviamente facevo queste cose per conto mio perché è un interesse che coltivo dai tempi del scolastico, no? E mano a mano che ovviamente poi a un certo punto ho avuto la necessità di studiare l'ebraico, quindi sono andato alla facoltà ebraica, proprio per approfondire, diciamo, antropologia, religione, storia della religione, eccetera, sono temi che mi interessano. Ovviamente ne parlavo con scienze, amici. Uno di questi amici era editor di una casa editrice, di quella con la quale pubblico, e mi ha detto: ma senti un po', siccome il mio editore vorrebbe mettere in piedi una collana, così quasi vi fisso un incontro. Ci ha fissato l'incontro, l'editore mi ha detto: ma se lei ha il coraggio di scrivere queste cose qui, io le pubblico. Io ho detto: pubblichiamola. E ho cominciato col primo libro e mi è esplosa la vita. Adesso la situazione è diversa. Mano a mano che passa il tempo divento sempre più determinato, tra virgolette, sempre più cattivo, perché l'ipocrisia dei miei avversari mi fa diventare più determinato e più cattivo. Cioè, più mi attaccano, più io divento determinato. Quindi adesso non vado più avanti per caso, adesso vado avanti secco. Adesso con difficoltà a fare È la stessa risposta che ho detto all'ispettore della Digos quando mi ha convocato per la pallottola che avevo ricevuto, e mi ha detto: ma chi è che ce l'ha con lei? Non posso fare. Allora, e quindi insomma la situazione adesso è così, adesso ho molta più determinazione. All'inizio, ok, pubblichiamo e vediamo cosa succede. Adesso non è più così. Adesso voglio. Ok? Quindi questa è la situazione.